sito dove stiamo la faccia mia e metà di Antonio, che combacia perfettamente. Vabbè, lui è in dimensione più ridotta, però vedo che si sta dando una guardia. Ho l'impressione che stiamo ancora ballando sul 49, in ogni caso tempo ci vuole pazienza, come in tutte le cose belle della vita, possono volerci altri 15 giorni, però voglio dire, credo tutto sommato che la tendenza è quella che avevamo nei sondaggi, anche un po' meglio devo dire. Noi abbiamo più facilità a vincere le elezioni comunali e regionali di quelle politiche ed europee, nonostante Renzi, come vedete, i risultati nostri sono superiori a quelli delle europee, è sempre stato così, se si dovesse confermare anche questa volta, come credo proprio che si confermi, dimostra che i baresi hanno due parti politiche ben separate, hanno quella delle elezioni dove si può anche scherzare, europee politiche, perché non è casa loro, e quelle dove si fa sul serio, votano noi. Il Movimento 5 Stelle si può votare un po' come quando si va a giocare al casino a Monte Carlo una volta di tanto, ma quando si deve andare a casa e bisogna badare alle cose che contano di più, votano noi. E c'è una considerazione, si dice con una parola latina, intuitu persone, quelli ci conoscono, sanno dove abitiamo, quando qualche cosa non va vengono a citofonare, chiama De Carlo. Noi siamo qui da 10 anni, quindi non abbiamo fretta, se adesso sarà adesso, se sarà fra 15 giorni sarà fra 15 giorni. Io sono lì e sto lavorando, quindi la continuità amministrativa è assicurata. Certo sono curioso di vedere anch'io Antonio alle prese con il ruolo di sindaco, non vedo l'ora di mettergli la fascia tricolore, però devo aspettare i risultati elettorali. Il mio ruolo è quello di segretario del Partito Democratico, non so se sia un ruolo proprio adattissimo a me, perché però può darsi che se Renzi riesce a fare il segretario del Partito Nazionale, io forse riesco anche a fare il segretario del Partito Pugliese. Lui stesso ha detto che eravamo un po' due tipi fuori ordinanza, noi dovremmo fare uno sforzo eccezionale per mettere in campo il candidato migliore con la più ampia coalizione possibile, perché a turno unico si rischia anche di perdere, e Fitto è fortissimo, laddove dovesse decidere di candidarsi lui personalmente ha già dimostrato quello che vale.